Da sabato scorso alla Loggia dei Bandi si trova un'installazione di uno scultore veneziano, il maestro Giorgio Bortoli, ricca di significato. Il nome dell'opera è A passo di donna e si tratta di un'opera itinerante che vuole rappresentare la tragedia della violenza di genere sulle donne, ma soprattutto l'invito a valorizzare la donna. A suo tempo venne presentata anche al Lido di Venezia durante la mostra del cinema. Alta 2 metri, rappresenta una scarpa décolleté da donna con un vertiginoso tacco a spillo, rossa come l'iconografia comune vuole, realizzata in compensato marino, sostenuta da una mano in rete metallica, decorata con vetri di Murano, altro materiale che lo scultore ama adoperare anche per valorizzare il prodotto della vicina isola. A realizzare la statua collaborarono anche alcuni alunni del Politecnico Calzaturiero di Stra e Istituto Tecnico Cosmo. Ancora per qualche giorno la si può ammirare alla Loggia dei Bandi a Chioggia. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti.